Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, appuntamento live per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Dunque apriamo subito con per quanto riguarda insomma le ultimissime accadute in queste ultime ore. La scorsa settimana, durante un intervento che ha visto la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale di Gorizia e degli agenti del Comando di Polizia Locale di Monfalcone, si è proceduto al sequestro di oltre 700 capi di abbigliamento e giocattoli pericolosi in quanto non conformi alle prescrizioni del codice del consumo. Il controllo, concretizzatosi solo dopo una preventiva attività info-investigativa, oltre che da un attento studio del territorio, condotti anche tramite l'utilizzo delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, ha permesso di individuare diverse attività economiche che proponevano al pubblico vestiti o giochi destinati anche a bambini privi di qualsiasi indicazione minima sulle caratteristiche dei prodotti commercializzati, nonché sprovvisti della marcatura CE e delle avvertenze relative all'utilizzo. All'esito delle attività ispettive venivano rinvenuti oltre 700 articoli per un valore di mercato superiore ai 4.000 euro che, non rispettando la detta normativa a garanzia del consumatore, venivano sottoposti a sequestro amministrativo e contestualmente applicate sanzioni pecuniarie per circa 12.000 euro. La garanzia dei diritti del consumatore alla salute, alla sicurezza, alla qualità, all'ecosostenibilità dei prodotti consumati è un preciso incipit dell'azione quotidiana di controllo delle forze di polizia presenti sul territorio, che operano allo scopo di tutelare cittadini ed operatori virtuosi da quanti minano la leale concorrenza del mercato, mettendo in pericolo gli interessi fondamentali della comunità. E ora restiamo in zona per un incidente stradale. Paura questa mattina verso le 7:30 in A4 per un violento incendio che ha interessato un'auto articolato in transito tra l'uscita di Re di Puglia e la barriera dell'Isert in direzione Trieste. La cabina di guida e la motrice, come documenta la telefoto, divorate dalle fiamme, mentre il rimorchio è stato risparmiato. Illeso per fortuna l'autista. Per permettere il lavoro di spegnimento, messa in sicurezza, bonifica e rimozione del mezzo, il tratto autostradale interessato è stato chiuso al traffico. Andiamo a chiudere con una notizia di cronaca. Ha agito con sistematicità e reiterazione in Friuli e poi anche in Veneto, e una volta scoperta non ha mai dato una spiegazione, neppure chiesto scusa. Sono le ragioni per cui il procuratore aggiunto di Udine, Claudia Danelon, ha chiesto la condanna a 9 anni e 6 mesi per Emanuela Petrillo, l'ex assistente sanitaria di Spresiano, accusata di aver finto di iniettare i vaccini a centinaia di bambini tra il 2009 e il 2017, come detto, tra il Friuli e il Veneto. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del mattino. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.